Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Strage di Monreale, caccia ai complici di Calvaruso. Ci sarebbero altre 4 persone coinvolte nella sparatoria costata la vita a 3 ragazzi. Intanto domani udienza di convalida del fermo del secondo arrestato. 250 anni di carcere è la richiesta della DDA di Palermo nei confronti di 15 persone coinvolte in un maxi traffico di cocaina che portò nel luglio del 2023 al sequestro di 5 tonnellate di droga. Rischia altri 4 anni Nico Pandetta per il cellulare sequestrato nel carcere di Rossano Calabro. Indagini per capire di chi gli ha fornito questo smartphone. A Porticello 2 chiatte galleggianti per riportare a galla il Baesian, naufragato ad agosto dello scorso anno. Mercoledì vertice per entrare nel vivo delle operazioni di recupero del relitto. A Catania lo straordinario spettacolo delle frecce tricolori fa il pienone di pubblico. Sul lungomare oltre 200.000 persone per assistere all'evento. Traffico in tilt nelle strade cittadine congestionate dalle auto. Cimitero di Catania nel degrado, rovi e rifiuti tra le tombe, incuria anche all'esterno. Un tratto di marciapiede di via Aquicella impercorribile per una perdita d'acqua. Calcio Serie B, il Palermo perde ancora. Cesena arriva alla seconda sconfitta consecutiva e adesso i play-off sono a rischio. In C invece prosegue l'avventura play-off per il Catania. Dopo il Giuliano arriva il Potenza al Massimino. Il Siracusa dopo 6 anni torna tra i professionisti. Bentrovati, lo avete sentito, parliamo in apertura della strage di Monreale perché caccia al secondo pistolero e ad almeno altri 4 ragazzi coinvolti appunto in questa sparatoria che è costata la vita a 3 giovani. Intanto domani udienza di convalida del fermo del secondo ragazzo arrestato. Manlio Viola. È stata fissata per domani davanti al GIP di Palermo l'udienza di convalida del fermo di Samuel Acquisto, il 18enne finito in manette ieri con l'accusa di concorso in strage per le vicende di Monreale. Secondo la ricostruzione dei carabinieri era lui il ragazzo alla guida della moto mentre il suo amico sparava alla folla. Proprio lui avrebbe istigato Salvatore Calvaruso, il ragazzo fermato nei giorni scorsi, a fare fuoco dopo una rissa con un gruppo di ventenni di Monreale. Nella sparatoria hanno perso la vita Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo. Dopo il triplice delitto, Calvaruso sarebbe fuggito in sella proprio alla moto di Acquisto. A carico del ragazzo arrestato ieri le dichiarazioni di 8 testimoni che lo hanno anche riconosciuto in foto e le immagini della videosorveglianza degli esercizi commerciali della via dove è venuta la sparatoria. Adesso si stringe il cerchio attorno al secondo pistolero e ad almeno altri 4 giovani palermitani coinvolti nella carneficina. Mentre le indagini proseguono, a farla da padrona però è la paura a Palermo come a Monreale. Una serie di audiomessaggi inoltrati migliaia di volte fra le chat WhatsApp parlano di spedizioni punitive in preparazione e ulteriori sparatorie nelle serate del palermitano, perché il confronto fra i giovani monrealesi e quelli dello Zen del Borgo Nuovo di Palermo non sarebbe finito. 2 episodi recenti testimoniano il clima teso che si respira. Mercoledì 30 aprile, durante la fiaccolata in memoria delle vittime della strage di Monreale, si è diffusa fra la folla la voce di un'altra sparatoria in corso, gettando nel panico i partecipanti. Giorni dopo, un altro messaggio metteva in guardia dal transitare nella zona di via Cavour, poi effettivamente presidiata dalle forze dell'ordine a Palermo. La tensione è alle stelle e la città sembra vivere uno dei momenti più bui di sempre. 2 secoli e mezzo di carcere, la richiesta della DDA di Palermo nei confronti di 15 persone coinvolte in un maxi traffico di droga che portò nel luglio del 2023 al sequestro di 5 tonnellate di cocaina. Desiree Ferlito. Quasi 2 secoli e mezzo di carcere e questa la richiesta della DDA di Palermo nei confronti di 15 persone, tutte originarie dell'Azerbaigian e della Turchia, coinvolte in un maxi traffico di droga che portò nel luglio del 2023 al sequestro di 5 tonnellate di cocaina. L'enorme carico di polvere bianca da Santo Domingo era giunto a Porto Empedocle. La droga aveva viaggiato sulla motonave Plutus, battente bandiera di Palau, seguita passo passo dalla finanza.
L'imbarcazione aveva fatto una sosta presso il porto di Trinidad e Tobago e successivamente in quello di Las Palmas, Gran Canaria in Spagna, ultima tappa conosciuta prima di attraversare lo stretto di Gibilterra e giungere infine nel canale di Sicilia, in attesa del motopeschereccio Ferdinando d'Aragona che nel frattempo era salpato dalle coste calabresi. La maxi partita del valore di 1 miliardo di euro era stata abbandonata in mare per essere poi raccolta dal motopeschereccio che venne invece intercettato e bloccato dagli inquirenti. La Plutus, diretta in Turchia, fu bloccata dalle unità navali delle Fiamme Gialle. Gli equipaggi delle navi vennero arrestati. A Catania invece questa storia incredibile, chi comprava la droga riceveva anche un gadget, un'azione di marketing ma naturalmente del tutto illegale. È stato arrestato El Machico, un pusher pregiudicato che spacciava nonostante fosse ingessato. Eva Spampinato. El Machico fidelizzava i suoi clienti regalando a chi acquistava la droga un gadget personalizzato, un portachiavi con l'immagine di un personaggio dei cartoni animati su una nuvola di marijuana con la scritta El Machico, il suo nome d'arte. Una mossa di marketing che però non solo non è passata inosservata, ma ha anche lasciato la firma, è il caso di dirlo, ai suoi traffici illeciti. L'uomo, un pregiudicato di 35 anni che muoveva i suoi traffici nonostante fosse ingessato e con una spalla immobilizzata a causa di un incidente stradale, è stato arrestato e messo ai domiciliari dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Catania per spaccio di sostanze stupefacenti. El Machico si spostava utilizzando un'utilitaria bianca guidata da un amico, ma non sapeva di essere seguito dai militari dell'Arma per via dei suoi precedenti penali. Dopo diversi pedinamenti, i carabinieri lo hanno fermato e perquisito alcuni garage che erano in suo uso. In uno hanno trovato circa 170 grammi di cocaina confezionata in decine di bustine termosaldate, 1600 dosi di marijuana per un totale di oltre 10 kg, panetti e dosi singole di hashish per oltre 2 kg e più di 2.000 euro in contanti. Il valore della droga, che è stata sequestrata, è stimato dagli investigatori in quasi 150.000 euro. Nel garage i carabinieri hanno recuperato anche bilancini di precisione, materiali per il confezionamento e numerosi portachiavi personalizzati. Incidente mortale questo pomeriggio a Giarre nel Catanese, a perdere la vita un motociclista di 43 anni che si è scontrato con un'autocisterna sulla strada statale 114 nei pressi del cimitero. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili urbani, necessario anche l'intervento dell'elisoccorso. Trovato nella cella di Nico Pandetta a Rossano Calabro uno smartphone, potrebbe essere quello appunto della famosa videochiamata sul palco della festa del 1° maggio a Catania. Per il cellulare dietro le sbarre il neomelodico è comunque indagato e rischia altri 4 anni di carcere. Luca Ciliberti. Perché Nico Pandetta, recluso nel carcere di Rossano Calabro, aveva un telefonino in cella, visto che la legge lo vieta e impone condanne sin dal 2019? Dopo la video call con il rapper Baby Gang durante un evento alla Playa di Catania lo scorso 1° maggio, il nome del trapper neomelodico catanese, nipote del boss ergastolano Turi Cappello, è di nuovo scritto su un fascicolo della Procura di Catania. Nico Pandetta, che sta scontando condanne per droga, evasione e rissa, adesso è indagato per accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti. Lo smartphone è stato sequestrato e, secondo la legge, l'uomo rischia un aggravio di pena fino a 4 anni. Esserci il telefonino, non dovrebbe esserci gli alcolici, non dovrebbe esserci la droga. Evidentemente c'è qualcosa che fa sì che il sistema non funzioni tutto intero. Questo è il punto. Carceri dunque permeabili e facilmente accessibili che diventano oggetto di dibattito e attenzione non solo di politica e istituzioni. Un fallimento certificato anche dalla Corte dei Conti nella relazione infrastrutture e digitalizzazione piano carceri, nella quale vengono evidenziate criticità in 6 regioni, tra queste anche la Sicilia. Accanto alla necessità legata alla creazione di nuovi posti detentivi, si legge nel documento, emergono la mancata realizzazione di numerosi interventi e l'urgenza di completare quelli di manutenzione straordinaria già avviati per migliorare condizioni ambientali, igienico-sanitarie e di trattamento all'interno degli istituti. A Caltanissetta avviata una collaborazione tra Arma dei Carabinieri e farmacie con l'obiettivo di prevenire le truffe ad anziani e a soggetti fragili. Rita Cinardi.
Una nuova collaborazione tra Arma dei Carabinieri e farmacie della provincia di Caltanissetta, nata con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini e supportare i soggetti vulnerabili facili prede di truffatori senza scrupoli, è quanto annunciato dal comandante provinciale dei Carabinieri Alessandro Mucci insieme alle rappresentanti dell'Ordine dei Farmacisti e di Federfarma. L'iniziativa, che partirà già da domani, prevede la distribuzione di volantini e brochure in tutte le farmacie della provincia con i consigli utili per scongiurare le truffe ai danni di anziani e soggetti fragili, dalla finta perdita di gas fino al pagamento urgente di soldi per scongiurare il trattenimento di un parente in caserma. Sono tanti gli escamotage utilizzati dai malviventi per carpire la fiducia degli anziani. Le vittime in diversi casi hanno subito contattato il 112 in cerca di aiuto, ma in altre occasioni hanno sborsato migliaia di euro e consegnato gioielli impauriti per le conseguenze prospettate dai truffatori. Le denunce sono tante? Le denunce sono tante, poi c'è anche da considerare che è una tipologia di reati per cui spesso assistiamo anche a una certa ritrosia nel denunciare per motivi di vergogna talvolta, perché sono reati che vanno a toccare la sfera personale, dell'intimità. È importante comunque insistere sulla comunicazione, sulla funzione quindi di rassicurazione sociale. Tra i consigli, quelli di diffidare dalle apparenze, sorrisi, abbracci da parte di sconosciuti o ancora aprire la porta ad estranei, fidarsi di un tesserino mostrato proprio per carpire la fiducia o scrivere dati sensibili su internet. In tutti i casi il consiglio è quello di contattare il 112. Cambiamo argomento. Una delle due chiatte galleggianti che opereranno per il recupero della Baesian si trova già da ieri a Porticello, nel punto in cui è affondato il veliero. Mercoledì riunione operativa per entrare nel vivo delle operazioni. Marco Gulla. Quella che vedete in queste immagini è la Able Life 2. Siamo a Porticello e la chiatta galleggiante si trova proprio nel punto in cui è affondato il Baesian. Accanto alla piattaforma c'è un mezzo di appoggio, una nave di supporto che l'ha accompagnata durante il tragitto da Termini Imerese. Il personale di Able Life 2 sta in queste ore effettuando i lavori preparatori e ha iniziato anche con un'ispezione e un'analisi dettagliata del Baesian e dell'ambiente marino circostante attraverso un sommergibile telecomandato. Dopo la Ebo 2, nei prossimi giorni è attesa la Ebo 10, la gru galleggiante che solleverà l'imbarcazione del magnate inglese Mike Lynch. Per mercoledì la Procura di Termini Imerese ha fissato una riunione operativa con tutte le parti interessate alle operazioni che si terrà nella sede della Capitaneria di Porto a Porticello. L'incontro è finalizzato a far sì che tutte le attività che verranno compiute evitino rischi di inquinamento. Le operazioni avranno una durata stimata di circa 20-25 giorni. Prima del sollevamento della nave, per ragioni di sicurezza, è previsto il taglio dell'albero. Tremore vulcanico dell'Etna in aumento in queste ore, che segnala la presenza di una nuova fase eruttiva ai crateri sommitali. Il modello previsionale indica che un'eventuale nube eruttiva prodotta appunto dall'attività in corso si disperderebbe in direzione est-nord-est. L'INGV ha emesso un bollettino di avviso per il volo, un VONA arancione. L'attuale fase eruttiva però non impatta con l'operatività dell'aeroporto di Catania. E invece Catania vola in alto con lo straordinario show delle frecce tricolori, che ieri ha fatto il pienone di pubblico, oltre 200.000 persone ad assistere, ma anche di spettatori, insomma grandi numeri, grandi ascolti, la nostra diretta su Telecolor. Ma allo spettacolo è seguito poi il caos sulle strade congestionate dalle auto. Ci racconta tutto Eva Spampinato. Eccola la famosa Scintilla, una delle figure più spettacolari e amate dal pubblico, che ieri per la prima volta a Catania ha potuto vedere dal vivo lo show aereo della pattuglia acrobatica nazionale, le frecce tricolori, che hanno trasformato il cielo di Catania in un palcoscenico di orgoglio nazionale. 200.000 le presenze stimate dal comune di Catania, senza contare chi ha visto il Catania Air Show dalle proprie case, dai balconi, dal mare, e chi l'ha seguito in diretta TV su Telecolor. Una media di oltre 35.000 spettatori, con picchi di oltre 55.000 persone che dalle 14.50 alle 18.40 sono rimaste incollate agli schermi per vivere a distanza la festa di Piazza Franco Battiato. Grandissima affluenza anche sul live streaming del sito La Sicilia Web, sui tweet
Twitch, quella di Telecolor è stata la terza live più seguita d'Italia. Un grandissimo sforzo tecnico della nostra struttura che ha permesso di far arrivare nelle case dei siciliani un racconto giornalistico e visivo di grande spessore. È tanta soddisfazione perché abbiamo dato una bellissima manifestazione a Catania, da quello che ci permetteva fare, ci siamo riusciti, è stato bellissimo, il pubblico era stracontento. Speriamo che non sia evento unico, ma che non sia l'unica. Lo show apriva ufficialmente la 65esima stagione acrobatica delle Frecce Tricolori. 10 aerei che si muovono all'unisono nel cielo a 650 km/h a 2 metri di distanza. Il privilegio di fare il comandante, di essere quindi a terra, è quello di percepire la vicinanza di tutto il pubblico, di percepire la vicinanza e l'emozione delle persone. Una imprevista e imprevedibile affluenza che ha accompagnato un evento memorabile, ha commentato il sindaco trentino sui social. Come memorabile è stato il blocco totale delle strade dopo lo show. La macchina organizzativa non sembra aver superato l'esame come avrebbe dovuto. Inutili gli inviti a lasciare a casa le auto, metropolitane sovraffollate, nessun servizio navetta, treni stracolmi fino ad Acireale e Giarre, parcheggi per disabili sottodimensionati. Restiamo a Catania per vedere in che condizioni versa il cimitero della città. Tonino De Mana. Fuori e dentro, non cambia molto. Degrado all'esterno e abbandono all'interno, con il cimitero di Catania che mostra la solita desolante immagine. Tombe, cappelle di intere aree ricoperte da rovi ed erbacce, vegetazione incolta che avvolge ogni cosa, nascondendo croci e lapidi e rendendo difficoltoso persino orientarsi per raggiungere il caro estinto. In questa distesa di verde riposano centinaia di morti. Per qualcuno dei familiari non serve comprare fiori, tanto crescono spontaneamente e sono di vari colori. Per non parlare dei rifiuti e di intere pareti che cadono a pezzi con ossa ben visibili. Uno scempio, uno schifo totale proprio. Tutto abbandonato, sia da parte dei bambini sia che negli ossari, tutto allo stato brado proprio. Incurato, incolto, ci dovrebbe avere più manutenzione secondo me. Le ossa sono tutte esposte, ma sono penso posti più vecchi questi qua. Servizi igienici ancora fuori uso. L'avviso che vedete reca la data del 9 gennaio 2025. Sono passati quasi 4 mesi, ma la situazione non è cambiata. Prima non arrivava l'acqua, ora il problema sembra di altra natura. Si vedrà, non va meglio nel perimetro esterno del cimitero, dove un tratto di marciapiede è off limits per una copiosa perdita idrica. In quel marciapiede molte persone sono cadute, anche turisti, perché non sanno comunque che è scivoloso per terra e quindi rischiano anche di farsi male. Immancabile una discarica esattamente a ridosso del muraglione con viale della regione, dove è alto il rischio incendi. L'estate alle porte non lascia dormire sonni tranquilli. Un medico dell'ospedale civico di Palermo denuncia tutti gli scandali del suo reparto, operazioni chirurgiche inutili o inesistenti, cartelle cliniche falsificate e testimonianze di parenti dei pazienti. Il caso arriva alle Iene su Italia 1. Un nuovo terremoto nella sanità siciliana. Le Iene di Italia 1 con Gaetano Pecoraro e Marco Chipinti hanno intercettato un medico dell'ospedale civico di Palermo che si è rivolto alla TV dopo numerose denunce registrate e documentate rimaste per anni inascoltate da parte dei suoi superiori e della stessa procura. È lo stesso medico che poco tempo fa aveva intercettato il deputato regionale Ismaele Lavardera. Stavolta il medico non solo si è mostrato a volto scoperto, ma il lavoro d'inchiesta ha portato alla luce ulteriori scandali e testimonianze esclusive. Stiamo parlando, secondo quello che lui racconta, di casi di malasanità, ci parla di casi di concorsi poco chiari che si sono svolti e poi c'è tutta una parte che riguarda, secondo quello che ha ricostruito sempre questo medico, alcune cose che riguardano delle spese, dei rimborsi che il civico prenderebbe da poi chiaramente naturalmente da parte dello Stato. Tra le registrazioni ottenute anche le parole terrificanti di un primario che avrebbe detto: bisogna operare a tutti i costi, anche solo per aprire e chiudere i pazienti, altrimenti ci chiudono il reparto. Non ci siamo soltanto fermati alla denuncia del medico, ma ho cercato di verificare se le cose che diceva potessero essere vere e quindi abbiamo sentito anche altre persone, altri medici, infermieri che lavorano in quello stesso reparto,
che ci hanno confermato il racconto in toto del protagonista, del medico denunciante. Un nuovo scandalo dunque che appesantisce la sanità siciliana, che di certo da anni non gode di buona salute. Ci fermiamo per una pausa, ritorniamo tra poco con la pagina dedicata al calcio, nuova sconfitta per il Palermo, mentre prosegue l'avventura della Catania con i play-off, e poi questa bella notizia che riguarda il Siracusa, che ritorna dopo 6 anni in Serie C. A tra poco. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale, adesso il calcio, la Serie B, dopo la sconfitta di ieri a Cesena, il Palermo adesso si interroga sugli errori commessi, a rischio c'è la qualificazione ai play-off. Marco Gulla. Un altro passo indietro. La sconfitta rimediata ieri a Cesena fa crollare ulteriormente le ambizioni del Palermo. In questo momento settimo in classifica e a rischio anche per la qualificazione playoff. Un disastro. Al Manuzzi la squadra di Dionisi ha perso 2-1 al termine di una gara giocata male, soprattutto nella ripresa. Ha vinto il Cesena, che ci ha creduto di più grazie al gol di Calon al primo tempo e poi ad inizio ripresa con Saric, l'ex. Nel mezzo il rigore sbagliato da Poyampalo e il temporaneo pareggio di Pierozzi. Una sconfitta che non è netta ma che ci sta e che riporta a galla i soliti difetti di questo Palermo. La partita è stata fatta, il risultato non è stato ottenuto. Oggi i ragazzi hanno fatto la prestazione, cioè c'è poco da dire su questo. Poi siamo molto arrabbiati, sono molto arrabbiato perché una prestazione così devi ottenere almeno un risultato positivo. Ci complichiamo la vita perché abbiamo concesso un corner con troppa facilità. Devo parlare degli episodi perché poi abbiamo preso gol su episodi e la partita l'abbiamo fatta sempre noi. Il tecnico elogia la prestazione, ma i risultati dicono ben altro. Il Palermo, quando mancano 180 minuti alla fine del campionato, rischia un harakiri se non dovesse ottenere i playoff. Il Cesena nono è distante un solo punto. E quindi dispiace, siamo dispiaciuti perché una partita così con uno scontro diretto magari era meglio portare da nostra parte, però ora guardiamo alle ultime due perché sono fondamentali per il nostro cammino. E la prossima il Palermo la giocherà al Barbera venerdì sera contro il Frosinone, ancora in lotta per la salvezza. E adesso la Serie C con il Catania che comincia bene nei play-off, battuto il Giuliano al Massimino con una doppietta di Inglese e un gol di Ierardi. Mercoledì secondo turno con il Potenza che arriva al Massimino. Marco Carli. Missione compiuta. Il Catania ritorna al successo al Massimino dopo più di 3 mesi, l'ultimo acuto proprio con il Giuliano. Conquistato il secondo turno dei play-off, mercoledì alle 20 al Massimino arriva il Potenza. Con i campani non è stato per niente facile, il primo gol immediato di Inglese convalidato dal VAR mette la strada in discesa, ma qualche minuto dopo il Catania cambia atteggiamento, come era successo a Potenza. Dalla mezz'ora il Giuliano prende vigore, favorito da una squadra etnea che si abbassa troppo, i campani colpiscono un palo, si vedono annullare un gol sempre dal VAR e poi pareggiano con De Rosa, lesto a sfruttare la leggerezza in disimpegno di Menez e la palla persa da Di Tacchio. Gli attaccanti vogliono continuare ad essere aggressivi, dietro magari non si ha l'aggressività più come prima, dagli spazi intermedi dove le squadre avversarie hanno qualità, qualsiasi squadra incontri, e ti creano pericoli. I rossazzurri rischiano anche in avvio di ripresa, ma poi cambiano di nuovo l'inerzia dell'incontro. Ierardi si muove da centrocampista, orienta lo stop per garantirsi la progressione, nessuno lo chiude e lascia partire il tiro del 2-1. Poi, ancora attraverso la revisione al monitor, arriva il rigore trasformato da Inglese per il 3-1. Nel finale, Nepi accorcia nuovamente. Il Catania va avanti, davanti al futuro di Gizzarbano in tribuna. Ultima notazione sul VAR. Chiedersi come sarebbe andata senza la revisione attraverso le immagini è legittimo. Probabilmente sarebbe stata tutta un'altra partita, forse con un gol irregolare e con un rigore non fischiato. Monito per il futuro, la tecnologia è indispensabile anche in Serie C, magari non solo dai playoff. Domenica di grande festa a Siracusa per la vittoria del campionato e la promozione in Serie C. A Ortigia l'accoglienza della squadra che ha battuto in trasferta per 3-1 l'Igea Virtus, tifosi in delirio per una stagione che ha riportato gli aretusei in terza serie. Francesca Loi. È un'emozione unica, ti giuro, è pelle d'oca. La domenica azzurra finisce a Ortigia. Al Ponte Umbertino l'arrivo del Siracusa Calcio, tra applausi, cori e fuochi d'artificio. Oggi ce la godiamo tutta, di solito si dice che
chi vince festeggia, gli altri devono spiegare, e oggi andiamo a festeggiare perché è una festa di tutta la città, quindi forza Siracusa, grazie siracusani. Una stagione da inserire nella bacheca dei ricordi, quasi sempre in testa alla classifica, 78 punti, 25 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Con il 3-1 in casa dell'Igea Virtus all'ultima di campionato, dopo 6 anni si torna in Serie C. Forza Serie C, vai Leoni! Forza Leoni! È stata una stagione tribolata, però alla fine l'emozione veramente è stata grandissima. Sono venuta di Brasile per questa partita, sono Siracusa di cuore. Mister Turati, che nel Siracusa ha giocato, è stato un vero condottiero, una guida per i ragazzi che tutti insieme sono riusciti a far festeggiare la città e la provincia. Grande squadra, grande il mister e anche grande il nostro presidente. Serie C, Serie C, Serie C, Serie C, Serie C, Serie C, Serie C. Ma se da un lato si festeggia, dall'altro c'è chi ha già altre ambizioni. Continuare questo percorso, andare in Serie B. E con queste immagini facciamo un'altra breve pausa e torniamo tra poco con le ultime notizie. Ci sono aggiornamenti, questa edizione del nostro telegiornale termina qui, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.